Inizia così lo straordinario documento che ricostruisce fedelmente in 3D il centro di Longarone prima che l'onda del Vajont lo cancellasse dalla faccia della terra, ed è un colpo al cuore per chi in questi giorni ha incontrato queste immagini diffuse dall'autore su Facebook. Essendo, abbastanza appassionato del Vajont, ho visto il documentario su Paolini, insomma, mi è piaciuto molto e ho sempre seguito più o meno questa vicenda. Niente, mi è venuto in mente di ricreare qualcosa che non c'è più questa volta. E dice bene Alberto Bidinot, questa volta, perché la sua nota creatività in passato lo ha visto cimentarsi nella ricostruzione delle città esistenti del suo nord-est, dapprima con un programma che si chiama Lego World, poi con un sistema più professionale, città, paesi, opere d'arte, fino all'idea di far rivivere la Longarone di un tempo. Era da un po' che ci pensavo, ma non avevo le foto necessarie dell'epoca per riuscire a prendere tutti gli angoli della piazza. Qualcosina ho trovato in rete e le foto che mi mancavano, io praticamente sono andato sul gruppo di Longarone, il gruppo Facebook se di Longarone, e ho chiesto se qualcuno aveva delle fotografie vecchie di quella piazza lì e mi ha risposto un ragazzo che me ne ha passate un bel po', insomma. Io sono contento che tutti abbiano apprezzato, ho avuto commenti positivissimi e quindi posso solo che ringraziare, insomma. Alberto Bidinot coltiva da anni l'hobby per la virtual grafica che alterna alla sua professione primaria. Sì, io sono infermiere in realtà, da una decina d'anni lavoro in chirurgia a San Vito e sì, io sono sempre stato appassionato di videogiochi, grafica, però diciamo che dagli ultimi anni che ho trovato questo sistema per esprimerlo, ecco. Quanto hai impiegato a realizzare la Longarone vecchia? Guardi, così a naso un 40-50 ore ci avrò messo, distribuito in un mese e mezzo di tempo. Oltre 10.000 visualizzazioni per il video che presto avrà un seguito. Alberto è già al lavoro e la nuova creazione potrebbe essere pronta a ridosso delle celebrazioni del 60° del Vajont.